Attimi di paura questa mattina all'alba quando un'autocisterna si è completamente capovolta all'interno della rotonda a Marghera nei pressi del centro commerciale La Nave de Vero lungo la Romea in direzione Chioggia. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona. A guidare un 45enne bosniaco rimasto incastrato nella cabina di guida. Per ragioni ancora al vaglio, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e rovesciandosi. È stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti poco dopo sul posto con un'autopompa, un'autobotte, l'autogru e successivamente il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico, con 12 operatori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre il 45enne, che a quel punto è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Nel frattempo il personale del nucleo NBCR, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale, ha lavorato ore per mettere in sicurezza la cisterna, che comunque era vuota, per poi provvedere alla completa rimozione.